Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato. Batman Napoletano, come siete? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare della storia di un club di Premier League che ehm, è appena stato promosso in Premier, però un piccolo annuncio, questo club sarà l'ultimo club che andrò a dire la storia, però non di tutta la serie, ma solo dei club di Premier, dei club di Premier. Poi io farò in Francia, poi per esempio continuo a fare anche in Italia, per il Napoli già l'ho fatto, quindi per esempio andrò a prendere il Cagliari per dirvi, capì? Poi per Spagna, in Germania, ci stanno i campionati, i principali saranno i top 5, quindi poi non penso di fare tipo Stati Uniti e altre cose, però ci godiamo quest'ultimo club di Premier. Come già anticipato il club sarà il Sunderland. Partiamo dalla città dove gioca il Sunderland. Come dice il nome della squadra, la città non può essere che è Sunderland, che si trova, la città di Sunderland si trova in nord, a nord d'Inghilterra, più o meno, no? A nord, verso il nord. Poi la nazione è l'Inghilterra, la confederazione, la UEFA, è la federazione come quasi tutti i campionati e come quasi tutti i club di Premier, è la FA. Poi il campionato è la Premier League, come vi ho già tra virgolette spoilerato. Il Sunderland è in vita da ben 145 anni, quindi è in vita dal 1880. Poi il proprietario è francese, Thierry Delfus, più o meno. Così, scusatemi per la pronuncia di così del Sunderland, no? Però scusate, non sono francese, non conosco bene come si pronuncia. Però diciamo nel Sunderland possiamo trovare appunto questa differenza tra gli altri club che hanno magari sempre proprietari inglesi, magari statunitensi, però diciamo c'è questa piccola differenza. Poi l'allenatore francese si chiama Gilles Lebris, se non mi sbaglio, si pronuncia così. E diciamo il proprietario piace portare diciamo, la tradizione francese in Francia, infatti possiamo trovare molti giocatori francesi. Poi quest'estate, se vi ricordate, il Sunderland ha provato ad acquistare anche un giocatore francese in Serie A, che già attualmente gioca in Serie A. C'è Laurent del Sassuolo, però non sono andate tanto bene le visite mediche e quindi non se n'è fatto più niente ed è ritornato a Sassuolo. Vabbè, poi il nome dello stadio da 48.707 posti del Sunderland si chiama Stadium of Leeds, se non mi sbaglio. Poi passiamo al Palmeiras del Sunderland. Il Sunderland ha vinto circa 9 titoli, 9 trofei in totale e sono 6 scudetti, 2 Coppe d'Inghilterra e una Community Shield. Quindi questa cosa dei 6 scudetti non la sapevo, pensavo che ne aveva vinti 2 o 3. Mi hanno sparato quando sono andato a controllare quanti scudetti ha vinto il Sunderland, diciamo che sono rimasto spiazzato, che non ho detto, wow, pensavo magari erano 2 o 3, però poi il miglior giocatore, però stavolta non ve ne dirò solo uno, ma ve ne dirò due che secondo me hanno fatto la storia del Sunderland, che diciamo hanno fatto un po' di storia, un pezzetto di storia del Sunderland. I due giocatori in questione sono
sono Gurney e a Kevin Phillips. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!